La seconda corsa è riservata ai gentleman, un miglio. Sono in 10 categoria G, Delivery dei Mag, Cinzia, Citrosodina Oil, Senza Griff, Caos LL, Colorado Spring in prima fila, Enea DBL, Danubio TAV, Delistici, Aria Pink in seconda. I favori del pronostico sono per Cinzia, numero 2 Matteo Zaccherini, l'alternativa principale è Danubio TAV, numero 8 Michela Rossi, poi simpatia anche per Caos LL, gli altri completamente ignorati. Macchina che accelera, partiti in questo momento con la velocità iniziale di Colorado Spring che cerca di sorprendere Cinzia e riesce a sopravanzarla, anche se poi si getta di galoppo con l'arrivo della curva. Numero 6 Colorado L'errore di Spring Colorado Spring che era già squalificato. praticamente davanti, tutta la figura aveva messo davanti a Cinzia, ma nel convergere ha sbagliato. Seconda posizione dunque per Delivery dei Mag, mentre più indietro è Senza Griff. E se ne vanno i primi 400 metri di gara con Cinzia che guida. All'esterno si impegna invece Danubio TAV che Michela Rossi porta subito a ridosso della battistrada e favorita Cinzia. A contatto Delivery dei Mag, intanto i 600 iniziali vengono completati in 45,9, quindi c'è andatura da 1,16,5 per questi primi 600 di gara. Andatura che continua a mantenersi comunque brillante. Quarta posizione lungo la corda per Enea DBL, poi ancora è Senza Griff, intanto 1 minuto e 2 decimi il passaggio agli 800 con secondo quarto più veloce del primo. C'è stato un 14,3 davanti alle tribune. E Danubio taffa sul serio all'esterno di Cinzia, l'impegna, che la Rossi decisa ad andare su Cinzia che confonde il passo a 500 dalla conclusione, così Danubio Numero TAV 2 largamente in vantaggio Cinzia quando squalificato. siamo a 400 dall'arrivo. In bocca alla curva finale Danubio TAV che ha una ventina di metri abbondanti sul resto della compagnia. Danubio TAV in gran spolvero, vedete, a metà piegata, mantiene, conserva e anzi aumenta il vantaggio sugli avversari. Ultimi 100 metri di gara per Danubio TAV che Michela Rossi porta a un franco primo piano. Danubio TAV se la merita tutta, viene a concludere netto vincitore. La lotta per il secondo vede emergere probabilmente a fil di palo Citrosodina Oil su Enea DBL. Il cronometro ufficiale dice 1:13,9, ma probabilmente è sbagliato perché il cronometro è preso su Cinzia che era squalificata dopo il galoppo ai 500 finali e quindi va sicuramente rivisto. La vittoria invece nettissima per Danubio TAV, Michela Rossi, Salvatore Valentino al training per la proprietà della stessa Michela Rossi.